Patto di non concorrenza. I codici Ateco possono escludere la concorrenzialità tra due imprese? Un caso pratico. Del patto di non concorrenza del lavoratore dipendente e dei requisiti di legge per la sua validità abbiamo già parlato in altri precedenti video di cui vi lasciamo i link in descrizione. Nel video di oggi approfondiremo il tema dell'utilizzo del parametro fornito dai codici Ateco quale indice di concorrenzialità tra imprese attraverso la descrizione di un caso pratico. Prima di iniziare ricordiamo che i codici Ateco o codici di attività economiche rappresentano una nota modalità di classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat. Tizio lavora per un'impresa che si occupa di autolavaggio di veicoli e vorrebbe andare a lavorare in una carrozzeria. Di primo acchito le due attività appaiono diverse, quindi Tizio ritiene che la sua nuova prospettiva lavorativa non determini una violazione del proprio patto di non concorrenza, il quale gli prescrive, una volta cessato il rapporto di lavoro e per i 3 anni successivi, di astenersi dal fornire il servizio di lavaggio auto o qualsiasi altro servizio affine nell'ambito della regione Lombardia. Anche i codici Ateco delle due attività sono diversi. L'attività di lavaggio auto è infatti contrassegnata dal codice 452091, l'attività di carrozzeria dal codice 452020. La differenza di codici Ateco è di per sé stessa sufficiente ad escludere la concorrenzialità tra le due imprese? Escludere la concorrenzialità tra due imprese e di conseguenza escludere la violazione di un patto di non concorrenza sulla sola base dei codici Ateco è rischioso. Questi codici costituiscono un dato meramente indicativo del settore dell'attività prevalente dell'imprenditore. Due imprese ben possono essere contrassegnate da codici Ateco diversi, ma svolgere attività tra loro concorrenziali. Ai fini dell'ambito di operatività del patto, rileva anche la cosiddetta concorrenzialità potenziale tra imprese, per cui un imprenditore può ritenersi concorrente potenziale di un altro, anche se non opera attualmente nel medesimo mercato competitivo, ma ha tutte le possibilità di farlo in futuro, ampliando la propria attività. Occorre anche analizzare criticamente il dato fornito dai codici Ateco delle imprese coinvolte. Nel nostro esempio, i codici Ateco, pur se diversi, appartengono alla stessa macrocategoria di attività contrassegnata dal codice 45.2, ossia riparazione e manutenzione di autoveicoli, circostanza che potrebbe dunque anche essere interpretata per concludere che le imprese siano effettivamente concorrenti. In altri termini, la circostanza che le attività di due imprese siano contraddistinte da codici Ateco diversi potrebbe essere significativa, ma di per sé stessa non è sufficiente ad escludere la concorrenzialità tra le imprese coinvolte, né la violazione di un patto di non concorrenza. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto commerciale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.